Da ieri la vita di Andrea Camilleri è legata ad una macchina che lo fa respirare artificialmente all'interno di una sala di rianimazione dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Un improvviso malore, un attacco cardiaco, le sue condizioni sono gravi ma stabili. Gli italiani non solo di Montelusa e Vigata, ma da tutto il suo sud al nord, quel nord che attraverso i suoi racconti ha imparato a conoscere la Sicilia e i siciliani fanno il tifo perché il suo cuore torni a funzionare. Sperano possa proseguire a donargli altri anni di vita per continuare a raccontare al mondo intero le storie che parlano attraverso un arcaico vernacolo siculo che affascinano ad ogni latitudine del globo per la capacità di tenere viva storia, usi e tradizioni che senza il contastorie maestro Andrea avrebbero potuto perdersi. Una rara intelligenza, un genio creativo straordinario, capaci di esprimere in modo unico come interpretare l'arte e farle parlare un linguaggio universale che proprio per la sua semplicità raggiunge un pubblico vastissimo e polarizza l'attenzione di ogni fascia sociale e culturale. Camilleri ha questa grande dote: prendere la cultura a piene mani, plasmarla, trasformarla in qualcosa che possa affabulare, permettere dunque che la stessa raggiunga lettori o spettatori e li arricchisca senza che compiano alcuno sforzo, perché il messaggio di Camilleri è ricco ma facilmente comprensibile, autentico e di una purezza disarmante. Così è per milioni di lettori e spettatori, ma la produzione letteraria di un personaggio così pieno e sfaccettato offre anche spunti critici ad altre scuole di pensiero che nei suoi lavori intravedono stereotipi che scivolano quasi nel pregiudizio. Sopra ogni interpretazione impera comunque la grandezza di Camilleri. In una delle più recenti interviste ebbe a dichiarare: non ho paura della morte, non ho rimpianti, ho avuto una vita fortunata e noi ne siamo consapevoli e gli siamo grati per aver fissato pagine importanti della nostra storia, ma non ci basta. Vogliamo che al di là di avventure, peripezie ed episodi di vita, considerazioni sociali e sagge, continui a raccontarci i contesti, quelli che diventano patrimonio da tutelare, vera essenza del racconto di una Sicilia incontaminata e genuina. Forza maestro Camilleri, siamo tutti con il tuo cuore.